sindrome C è una patologia genetica dovuta a mutazioni in un gene chiamato P63 che comporta diversi problemi per i pazienti che ne sono affetti, tra cui deformità degli arti, labiopalatoschisi, ma soprattutto problemi a livello della superficie oculare, in quanto si osserva in questi pazienti un deficit di cellule staminali limbari che porta progressivamente alla perdita della vista. La frequenza di questi pazienti stimata è circa 1 su 900.000, quindi è una patologia appunto rara che coinvolge questi pazienti che sono affetti da queste mutazioni, che nella maggior parte dei casi sono mutazioni de novo, cioè che si osservano durante la gravidanza, quindi insorgono nel feto durante la gestazione. Nei pazienti affetti da questa sindrome, in effetti, il problema oculare è forse quello più sentito, proprio perché si assiste ad una degenerazione lenta ma progressiva della perdita della vista. Di fatto questi pazienti intorno a 50 anni sono completamente ciechi e di conseguenza la possibilità di mettere a punto una terapia che consenta di tenere sotto controllo, comunque evitare questa progressione così rapida della malattia, quindi della perdita della vista, rappresenta una speranza significativamente importante. La parte più entusiasmante è sicuramente quella di toccare con mano poi quella che sarà, diciamo, la terapia. Noi lavoriamo appunto sulle cellule dei pazienti, questo ci permette di avere un target diretto su quella che è la cura della malattia e quindi sappiamo che il prodotto di questo progetto di ricerca, quindi la cura, andrà direttamente al paziente con i miglioramenti che ne verranno, quindi di conseguenza noi sappiamo che quello che facciamo andrà poi a beneficio del paziente in una maniera molto diretta. La sindrome C è una patologia rara, abbiamo detto, e questo però non vuol dire che una patologia rara non debba essere studiata e non debba ricevere le stesse attenzioni rispetto a patologie sicuramente più frequenti, proprio perché bisogna tenere in considerazione che questi pazienti si sentono soli, perché più delle volte non hanno un supporto da un punto di vista anche scientifico ma anche umano. Noi come ricercatori appunto impegnati nel trattamento di una sindrome rara ci sentiamo di dire che queste sindromi vanno trattate con la stessa importanza che appunto meritano, proprio perché comunque il paziente stesso, al paziente non interessa se la sindrome sia rara o non rara, lui è affetto e quello che si aspetta che ci possa essere una terapia che lo curi.